la struttura di Villa Savardo con le sue orsoline che sono sempre disponibili e condividono la bellezza del luogo e la sala, che è fra l'altro molto comoda, quindi le ringrazio per aver risposto anche in tempi brevi alle nostre richieste. Un ringraziamento a Nazareno Leonardi, a cui poi cederò il posto per introdurre i relatori, perché l'idea di questo convegno viene da lui che è sempre pieno di idee, pieno di iniziative, ha voluto coinvolgere il Comune di Breganze in questa serata, per questa serata e questo convegno. Un ringraziamento ai relatori, non li anticipo perché poi verranno presentati, ma li ringrazio di cuore, ho avuto già modo di ascoltare qualcuno di loro qualche anno fa e so che presentano una competenza specifica sulla materia che sicuramente arricchirà tutti. Un ringraziamento di cuore alle associazioni di categoria, hanno aderito tutte davvero in maniera piena e quindi scusate, leggo per non dimenticare nessuno perché non vorrei commettere errori, hanno aderito alla nostra richiesta Confindustria Vicenza e poi avremo anche un saluto iniziale della Presidente Laura Della Vecchia, Confartigianato, CNA, ASCO Confcommercio, Camera di Commercio, Confesercenti, gli ordini degli architetti e degli ingegneri e ringrazio e poi inviterò per un saluto anche il Presidente di Camera di Commercio, Presidente Xoccato, grazie. Grazie infine ai sindaci, ai miei colleghi sindaci, perché anche da loro ho avuto una risposta insperata considerando i tempi ristrettissimi che gli avevo dato per concedere il patrocinio che è stato concesso davvero pressoché da tutti i comuni interessati dall'attraversamento della Pedemontana. Qualcuno di loro mi ha già detto che arrivare a Breganze grazie alla Pedemontana, anche da comuni più lontani, è diventato più facile. Ed ecco, consentitemi solo un brevissimo passaggio. Il motivo per cui questa serata inizia da questo tema sulla Pedemontana, questo confronto inizia da Breganze. Sapete, e io tante volte anche nel precedente mandato ho avuto modo di dire che Breganze è uno dei comuni che ha pagato un tributo alto alla Pedemontana in termini di territorio. Chiunque è arrivato adesso dal casello di Breganze ha visto come questa infrastruttura attraversa di fatto il paese. Credo che sia giunto il momento, visto che la Pedemontana è stata aperta per un ampio tratto, siamo reduci da pochissimo dalla inaugurazione felice del tratto di Bassano Montebelluna, di guardare a questa realtà, questa infrastruttura come un'opportunità, uno stimolo e un'occasione. E il motivo di questa serata, che vedete è una serata quasi tra amici, no? Tra operatori davvero che sono sul territorio, tra categorie produttive e sindaci, amministratori del territorio, è proprio questo: guardare all'infrastruttura come a una possibilità in più di sviluppo, possibilità che però solo se assieme dialogheremo, guarderemo al futuro in maniera positiva, potrà dare dei frutti che il nostro territorio si merita. Credo che per questo territorio in particolare e per il Trevigiano, che finalmente verrà raggiunto in maniera rapida, sia un'opportunità da cogliere, un'opportunità importante. E se non noi, che siamo gli attori, chi altri? Quindi ecco, davvero con questo auspicio che ho raccolto l'invito, perché come sapete il lavoro di rete, il fatto di essere assieme mi sta molto a cuore e quindi vi ringrazio ancora una volta, ringrazio tutti. Chiudo con il mio saluto e passo la parola per il saluto di Confindustria Vicenza alla Presidente Laura Della Vecchia, che colgo l'occasione davvero di ringraziare per la presenza. Si collegherà con noi via Zoom. Buonasera, vediamo se compare. Mi sentite? La sentiamo, non riusciamo a vederla, se ci concede ancora un secondo. Io intanto, buonasera Presidente, grazie mille. Grazie, buonasera, sono Piera Campana, Sindaco di Breganze. La ringrazio moltissimo per aver accolto l'invito e siccome siamo già un po' in ritardo, la ringrazio della disponibilità, le cedo subito la parola, grazie. Grazie a lei per l'invito e buongiorno a tutti per aver voluto coinvolgere anche noi di Confindustria in questo incontro. Già il titolo di questo incontro, a mio avviso, racchiude quello che evidentemente è anche l'obiettivo di questa infrastruttura, ossia creare i legami tra le comunità, creare nuove occasioni e appunto creare nuovi scenari.
Il piano territoriale regionale di coordinamento definisce il nostro territorio come città pedemontana estesa. Sono tanti anni oramai che consideriamo il nostro territorio così. È un corpo unico, in realtà non sono tanti paesi, un corpo unico che comprende tra gli altri Schio, Valdagno, e si arriva fino a Castelfranco, Montebelluna, passando per Tiene, per Bassano. E all'interno di questo territorio ci sono anche le cosiddette piattaforme produttive, che sono strategiche per il Veneto, e io rappresento proprio questo tipo di mondo. Si tratta di un sistema che è molto efficiente, si trasforma velocemente, abbiamo una grandissima capacità di accrescere la produttività, ed è chiaro che questo implica che anche il territorio si trasformi di conseguenza. Noi siamo consapevoli che queste sono le necessità, sottolineiamo che questo sistema deve avere come obiettivo chiaro anche e comunque sempre il miglioramento della qualità ambientale e della vita delle persone che vivono in questo nostro territorio, ed è un tema molto importante per noi, perché è urgente riuscire a rendere questo territorio attrattivo, un po' più attrattivo di quello che è adesso, per riuscire ad attirare capitale umano, ma trattenere qui il nostro capitale umano, ma anche attirare capitale dall'esterno, e anche buone infrastrutture partecipano a rendere attrattivo il territorio. È innegabile quindi che questa pedemontana sia destinata a diventare probabilmente l'infrastruttura principale, fondamentale, su cui appoggiare e rendere efficiente il sistema urbano e produttivo diffuso che abbiamo. Come diceva lei, penso che sarà automatico il fatto che miglioreranno le relazioni sia di breve raggio che di distanze maggiori, addirittura ci metterà più facilmente in connessione con i mercati europei. Questi sono obiettivi concreti, penso che sia facile raggiungerli, ma penso che l'intervento infrastrutturale debba comunque accompagnarsi a scelte coerenti anche dal punto di vista della connessione col territorio. Si parla spesso di dove mettere i caselli, ma non è solo quello il problema, è anche proprio completare i progetti. Ad esempio, la pedemontana è stata concepita sin dall'inizio con molti caselli, molte uscite. Questa è una buona pratica. Le autostrade tedesche ci insegnano che rende le strade molto più fruibili. Questo però deve avere, questo tipo di progetto deve avere anche una rete stradale in grado di supportare i flussi in entrata ed uscita. Questo non ce lo dobbiamo dimenticare. E poi è emblematico in questo senso l'esempio del casello di Bassano Ovest, che è un nodo che rimane privo di collegamenti veri e propri verso sud. È abbastanza problematica la relazione tra la pedemontana e tutta la parte di città che c'è a sud, fino a Cittadella e lungo l'attuale strada provinciale 47 fino a Padova Ovest. Ecco, in questo caso è stato un po' miope mettere il casello di Bassano in corrispondenza di una variante valsugana da Bassano a Cittadella, che però è rimasta solamente una buona intenzione. Altra cosa che mi sta molto a cuore sono le aree prossime ai caselli. È ovvio che sono aree che si tende a considerare come strategiche e possono moltiplicare gli effetti positivi della nuova infrastruttura. È facile che in queste aree vengano localizzate o si pensi di localizzare funzioni logistiche, produttive, commerciali. Ecco, vorrei in questo senso porre l'accento sul fatto che dobbiamo comunque aver presente che anche la sostenibilità dei nostri progetti è un tema molto importante, e dobbiamo essere tutti sensibili
alla tutela del territorio, alla riduzione dello spreco più possibile del territorio, che ricordo è una risorsa finita, non è infinita, e deve essere chiaro che la progettazione deve essere fatta in ottica di tutela sociale. Questi sono temi che noi come imprese abbiamo oramai nel nostro DNA. Come Confindustria siamo molto sensibili al tema. Moltissime aziende già stanno portando avanti iniziative anche indipendentemente, in modo indipendente, relative alla sostenibilità, al benessere sociale, alla tutela della vita, e sono cose che devono essere fatte proprie e sentite anche dalla parte pubblica. Forse questi discorsi li avete già sentiti, però dobbiamo farli proprio nostri ed essere molto coinvolti in questo tipo di obiettivi. In questo senso giudichiamo molto positivamente, ad esempio, la legge regionale sul contenimento del consumo del suolo e il fatto che ogni comune possa pianificare gli insediamenti più impattanti solo attraverso accordi con la regione. Ecco, anche qui c'è un po' un paradosso, però adesso recentemente ci siamo un po' sorpresi di come la regione stia dando corso a un iter autorizzatorio unico per realizzare 2 impianti fotovoltaici per oltre 90.000 metri quadri all'interno di una zona industriale, di una zona che era stata classificata come produttiva nel comune di Malo, a meno di 1 chilometro dal casello di Malo sulla Pedemontana. Ci sorprende perché si tratta di 2/3 di tutto il territorio consumabile che la Regione Veneto ha assegnato al comune di Malo per soddisfare la domanda di trasformazione urbanistica fino al 2050 in ottica di tutela. È sintomatico però che la procedura di autorizzazione sia in capo alla Regione, che è quella che detta le regole ai comuni, e che sia il comune che è costretto a invocare il rispetto proprio di queste stesse regole che la Regione gli ha imposto. Quindi cerchiamo, so che sono temi molto difficili, è molto difficile coordinare un'opera di questo tipo e tutti questi interventi sul territorio. Mi sento però che questa sia l'occasione di sottolineare queste incongruenze, lo faccio in modo costruttivo, non di critica, per lanciare un messaggio. Dobbiamo collaborare su questi temi e sottolineo come Confindustria sia disponibile con la nostra struttura, con i nostri funzionari e ovviamente anche noi imprese a dialogare in questo senso. Comunque vi faccio i complimenti per questa serata, per questo evento e basta, concludo così il mio intervento e vi auguro un buon lavoro, un buon proseguimento anche di questa serata. Grazie a tutti. Grazie mille, grazie davvero Presidente Dalla Vecchia e arrivederci a presto. Raccoglieremo sicuramente l'invito alla collaborazione perché l'intervento è stato stimolante, davvero. Grazie mille, arrivederci. Grazie, arrivederci a tutti. Invito adesso, abbiamo anche il Presidente di Confartigianato, Gianluca Cavione, lo invito per un saluto, ringraziando ovviamente anche Confartigianato per la presenza e poi ben rappresentata anche da uno dei 3 relatori. Buonasera a tutti, grazie al Sindaco, grazie all'amministrazione comunale di Braganze, saluto tutti i sindaci e amministratori presenti. Saluto anche il Presidente della Camera di Commercio, Soccato, ho qui con me anche il mio collega, il Vicepresidente di Confartigianato, Nerio Dalla Vecchia, che ringrazio per essere qui. Tema veramente importante per il nostro territorio, la Pedemontana. Saluto anche il direttore di Confartigianato Veneto, Sergio Masette, che poi presenterò con il suo libro. Un tema importante, Pedemontana, che secondo il nostro punto di vista siamo in ritardo da parecchi anni, però finalmente stiamo arrivando alla conclusione di un'arteria fondamentale per quello che riguarda lo sviluppo economico, ma non solo economico, ma di tutto l'aspetto del turismo, e è sicuramente un'opportunità che abbiamo, che dobbiamo cogliere nel nostro territorio. Alla presentazione, l'inaugurazione del casello, ho visto tante persone, ho scambiato delle opinioni
e tutti siamo convinti che questo sia un'opportunità enorme che il nostro territorio deve cogliere. Lo deve cogliere sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista del turismo, sotto il punto di vista economico, perché nell'asse di questa pedemontana abbiamo 4 distretti che sono fondamentali. Sono il distretto della Concia, il distretto dell'oro, il distretto della meccanica e il distretto della ceramica. Dunque capite bene qual è il valore che all'interno di questo asse noi andiamo a valorizzare. E poi c'è tutto l'aspetto turistico. Bassano, Marostica, Colli del Trevigiano. Capite bene che abbiamo un patrimonio enorme che non ha mai avuto un'opportunità di avere una viabilità così vicina da poter usufruire. Per quello ho detto all'inizio siamo un po' in ritardo, però ben venga. Per quanto riguarda il valore di questa opera, il valore andremo a riconoscerlo nel momento che sarà completo, che sarà completata, perché oggi siamo un po' penalizzati a nord e a sud dalla mancanza di collegamenti. Tornavo da Bassano qualche giorno fa e sono arrivato a Malo, sono uscito e nella mia testa ho detto, pensate voi, nel momento che ci sarà lo sbocco verso Castelcomberto, in 7-8 minuti sei a Montecchio. Dunque quando sento raccontare anche il fatto dei costi di pedaggi, è vero, sono costi che sono anche elevati, è un'opera nuova, è un'opera che deve essere ammortizzata, ma se come imprenditore facciamo i nostri conteggi, capiamo bene che anche se è un po' caretto, abbiamo degli elementi che sono ancora di vantaggio, perché il costo del personale, i consumi, i deperimenti delle gomme, la sicurezza, che secondo me è un elemento che tutti sottovalutano, ma che ha un'incidenza invece enorme per un'impresa. Io sfido qualsiasi imprenditore, autotrasportatore che frequenta la pedemontana, quando arriva a Malo, uscire per andare a imboccare Priabona. Vorrei vedere quale imprenditore consiglia al proprio autotrasportatore di fare questa scelta. Dunque, io sono convinto che, come è stato per il traforo Valdagno-Schio, nel momento che aumenteranno i passaggi, automaticamente caleranno anche le tariffe. Certo che in questo momento sono penalizzati quelli che sono sull'asse che funziona adesso, perché non stiamo raccogliendo introiti dalla lunga percorrenza, che sarebbero, fra virgolette, i forestieri, giusto? Perché adesso salgono solo quelli che sono sull'asse, ma nel momento in cui poi ci saranno questi collegamenti arriveranno anche quelli che fanno le lunghe percorrenze. Dunque quello che ho chiesto anche alla Regione è stato quello di dire: in questo periodo cerchiamo di salvaguardare quelli vicini e quelli che la possono usare in questo momento. Questo sarebbe un atto di attenzione, anche perché se ci saranno degli abbonamenti per le persone che sono limitrofe, forse le useranno di più, ecco che allora anche i passaggi avranno un incremento. Io sono molto ottimista per quanto riguarda il futuro, nel senso che quando sarà completata non ce n'è nessuno. Noi dobbiamo cogliere questa opportunità e come imprese, come Confartigianato, come tutto il mondo produttivo, insieme con le amministrazioni dobbiamo affrontare e siamo al vostro fianco per cercare di sviluppare al meglio quelle che sono le risorse del turismo, dell'economia, di tutto. Grazie. Prima di concludere però volevo lasciare al sindaco di Braganza questo libricino, che è stato un lavoro che abbiamo fatto come Confartigianato Veneto con il nostro direttore dottor Maset, che abbiamo presentato anche qualche quindicina di giorni fa, che all'interno c'è tutto uno studio che va a valutare l'impatto ambientale, va a vedere i flussi, vanno a vedere tutti gli interessi, ricordando che Vicenza è la seconda città per quanto riguarda l'export. Dunque attenzione, perché questo è una cosa che dobbiamo esserne fieri. Dunque a lei, sindaca,
Grazie Sindaco, infinite. questo librocino. Grazie. Grazie mille, Presidente Cavion. Bene, io nel ringraziare Confartigianato ringrazio di cuore anche Camera di Commercio per la presenza, un ente strategico importante nelle nostre realtà produttive, nel tessuto produttivo commerciale, e invito il Presidente Exocato per un saluto. Ecco, scusate. Rinnovo i miei ringraziamenti per l'invito al Sindaco, rinnovo i miei saluti ai presenti, ai colleghi presidenti e a tutti i rappresentanti delle categorie che questa sera sono qui. È un convegno molto interessante, non vado a ripetere quello che è stato detto finora. Io non parlerò di Pedemontana, assolutamente. I miei tecnici mi avevano preparato delle cose, ho avuto già la fortuna di vedere l'eccellente lavoro della Confartigianato, che poi credo verrà presentato, ed altre cose. Evidentemente è un tema a noi Camera di Commercio ben noto, fra i nostri obiettivi strategici diretti al supporto delle imprese del territorio c'è anche evidentemente il tema infrastrutture, un tema dove lavoriamo a livello veneto e non solo. C'è tutto il sistema camerale che è impegnato in una politica, diciamo così, di lobbying nei confronti del programmatore regionale soprattutto, e evidentemente in sinergia con le associazioni, con le categorie, per portare avanti quelle che sono le esigenze di un territorio così ricco, così complesso, così anche complicato come il nostro. Cito solo alcuni temi, giusto per dare un'idea, alcuni dossier aperti sull'argomento infrastrutture e portati avanti dal sistema camerale. Parliamo naturalmente delle tratte fondamentali dell'alta velocità, non entro in dettagli. Parliamo del prolungamento della 27 Alemagna, pensiamo a Olimpiadi Milano Cortina 2026, parliamo del prolungamento verso nord della 31, parliamo naturalmente, abbiamo parlato di completamento e ottimizzazione della Pedemontana, tutte opere accessorie, è già stato accennato qualcosa, credo che molto altro verrà detto. Parliamo di ampliamento della 4 Venezia-Trieste con terza corsia nella tratta Sandona-Portogruaro, casello autostradale a Bibione, possibile casello sulla 31 a Schio. Parliamo poi delle varie problematiche delle strade regionali, la 308, la provinciale 47, la statale 10. Parliamo della via del mare Meolo-Jesolo, parliamo del potenziamento dell'interporto di Verona, quadrante Europa, parliamo del potenziamento della linea ferroviaria Verona-Brennero, parliamo del miglioramento dell'accessibilità ferroviaria dei porti e degli aeroporti veneti, del collegamento diretto fra il porto di Venezia e l'interporto di Padova, parliamo del potenziamento della linea ferroviaria Venezia-Trieste. Ecco, questo per dare un'idea di quello che fa il sistema camerale che, pur portando avanti questo marchio storico Camera di Commercio, in realtà oggi esprime una serie coordinata, sempre più coordinata, di agenzie pubbliche per l'impresa sul territorio, provincia e regione. Siamo l'ente più della pubblica amministrazione, la parte della pubblica amministrazione probabilmente la più digitalizzata, forse la Guardia di Finanza e forse l'Agenzia delle Entrate, dico forse, la Guardia di Finanza sì, ma la Guardia di Entrate non so, altrimenti poi siamo veramente la punta d'eccellenza in questo senso, e anzi i nostri dati vengono appunto utilizzati dagli altri enti per la loro attività istituzionale. Abbiamo molteplici mission strategiche e abbiamo come azionisti, diciamo così, le categorie economiche, quindi noi siamo un po' la sintesi del lavoro delle categorie economiche. Non siamo davanti a loro, non siamo dietro loro, siamo insieme a loro,
come ente pubblico, però dotato di un'autonomia funzionale e di un'autonomia finanziaria. Le risorse le rileviamo sul territorio. Per darvi un'idea brevissima, Vicenza abbiamo 100.000 unità locali iscritte al registro delle imprese di Vicenza, mediamente, ecco, quindi tenete presente mediamente, incassiamo 100 euro all'anno, quindi circa 10 milioni all'anno come diritto annuale, e mediamente altri 30-40 euro all'anno di diritti di segreteria quando c'è, ecco. Quindi altri 3-4 milioni all'anno. Questi 14-15 milioni di introiti sono i nostri ricavi, con i quali finanziamo, evidentemente, copriamo i costi del personale di 100 persone, i costi di funzionamento, versiamo circa 1 milione di euro all'anno di imposte e tasse varie, siamo un ente locale particolare, un ente locale che paga le tasse. Versiamo circa 1 milione di euro all'anno al sistema camerale nazionale e quello che rimane lo destiniamo con interventi mirati, bandi mirati, super controllati, tutto questo naturalmente in collaborazione con le categorie, lo destiniamo al territorio. E qui finisco. Negli ultimi 2 anni, 3 anni, non abbiamo avuto, difficili per evidenti motivi di pandemia, non abbiamo avuto alcuna remora ad andare a intaccare le riserve, e quindi abbiamo spesato 6 milioni e mezzo di intervento nel 2020 e abbiamo preventivato gli interventi economici sul territorio e abbiamo preventivato 4 milioni e mezzo nel 2021, andando in disavanzo, ma evidentemente andando poi a pescare. Quindi ho voluto dare, al di là del tema stretto del convegno, ma un piccolo messaggio di come anche da un punto di vista di ente pubblico c'è chi sta dalla parte delle imprese, del territorio e del lavoro. Evidentemente anche in questo bisogna dire molto aiutati, molto supportati dal lavoro dei bravissimi sindaci del territorio. Avrei molte altre cose da raccontarvi su argomenti infrastrutture, però sono anche curioso di sentire i relatori che seguiranno. Grazie, buon lavoro. Grazie mille Presidente Giorgio Soccato. Grazie anche perché ci ha restituito, assieme a chi anche lo ha preceduto, la complessità, la ricchezza, direi, di un territorio veramente potente. Forse di questo dobbiamo, e questa è anche un'occasione, acquisire una consapevolezza, no? Sempre maggiore. Abbiamo potenzialità che sicuramente sono espresse, ma che credo tutti siamo d'accordo possono raggiungere traguardi ancora più alti. Quindi, uscendo anche da un periodo molto difficile, credo che questo territorio dimostri, anche grazie a questi attori, delle competenze e delle capacità che sicuramente possono dar fiducia ai nostri cittadini, e lo dico da amministratore. Adesso cedo il posto e la parola al presidente dell'OGD Pedemontana Venete Colli, Nazareno Leonardi, l'architetto Leonardi, che ringrazio, ma l'ho già fatto all'inizio, e lo invito anche per presentare i nostri graditissimi e competenti relatori, che davvero ringrazio di cuore per la presenza, e auguro a tutti da parte mia un buon proseguimento. Allora, buonasera a tutti. Cerchiamo di recuperare anche un po' di tempo, visto che siamo partiti un po' in ritardo e siamo collegati anche tramite Facebook e YouTube. Lo sapete, non abbiamo comunicato all'esterno questo convegno perché la superstrada non è ancora finita e quindi per qualcuno è ancora una ferita sul territorio, problemi con i pedaggi, problemi di comitati contro, ovviamente tutto legittimo, e quindi su questo non possiamo niente che registrare quello che sta succedendo. Allora abbiamo detto, comunicheremo qualche idea nuova, pensando a un futuro, pensando a nuovi scenari ed opportunità per quest'area che di fatto esiste già. Io saluto in particolare i sindaci vicentini, ma trevigiani,
perché onestamente quando è stato fatto scorso un elenco di quali sono i comuni interessati al tracciato della Pedemontana, Superstrada Pedemontana Veneta, in maniera diretta o indiretta, ho sentito dei comuni, io sono una persona che mi ritengo attenta a quello che succede nel Veneto, tipo Povegliano o Trevignano, che non avevo mai sentito. Adesso invece li ho raggiunti in 20 minuti nel tragitto tra Breganza e Montebelluna e quindi so dove sono questi comuni e so quali nuove relazioni si possono intraprendere con territori vicinissimi che sono stati purtroppo molto lontani per situazioni soprattutto legate alla viabilità. Quindi ricordiamoci che fino a poco tempo fa per arrivare a Treviso dovevamo passare per Vicenza, Padova, Venezia, e prima che ci fosse il passante la cosa era veramente tragica, per poi risalire fino a Treviso. E qualcuno per andare ad Asolo, a Montebelluna, a Conegliano ci mette ancora un'ora e mezza in certi periodi. Allora, partiamo da un punto fisso, non è una cosa che ci può ovviamente preoccupare, nel senso che se ci sono delle persone che ovviamente hanno qualcosa di importante da dire su questo tema, di porre l'attenzione soprattutto sugli aspetti ambientali, il sindaco lo ricordava, di ridurre al minimo il consumo del territorio, ormai il progetto è fatto, il progetto sta andando avanti, il progetto avrà un suo compimento, speriamo nei tempi brevi. Allora qualche amico all'interno dell'OGD Pedemontana Veneta e Colli, che non è altro un'associazione turistica, vi ricordiamo che nel Veneto il turismo rappresenta il 10% della popolazione, quindi del prodotto interno lordo, quindi il 90% del prodotto interno lordo invece in realtà è quello che usufruirà soprattutto di questa grande arteria, questa spina dorsale della Pedemontana, perché che per quanto ci riguarda, quello del presidente anche Nicola Scazzola, io sono un destination manager, e per quanto ci riguarda è un'area che dal punto di vista dell'omogeneità culturale, produttiva, pure con le differenziazioni, con le grandi eccellenze che ogni centro ha, è omogenea da qualche secolo. La cosa è semplice, ai piedi delle montagne dove arrivano i corsi d'acqua copiosi in quest'area, dove si possono da secoli far girare mulini e quindi un'industria fiorente, che prima era artigianato, poi è diventata industria, che è sempre cresciuta, con sempre nuove opportunità, fino ai grandi scenari verso l'internazionalizzazione delle nostre imprese. Posso aggiungere che la bellezza e la creatività di quest'area potremmo raccontarvela in una giornata solo per scorrere i castelli, le ville, i borghi storici, testimonianze della Grande Guerra, i vini, i prodotti tipici, le strade del vino, adesso anche i birrifici e avanti. Questo aspetto particolare del lavoro della nostra gente poi in realtà si riversa nella creatività e nella bellezza di quello che ci hanno lasciato i nostri avi. Pensiamoci, anche noi potremmo dare qualcosa di bello, interessante, creativo, possiamo investire parte dei nostri proventi quando l'economia tira, no? Quando siamo in crisi, stiamo andando verso, mi pare, segnali di ripresa economica, anche per investire in arte e cultura, come è stato fatto nei secoli scorsi. Quindi le ville venete non nascono a caso, le ville venete sono il centro agricolo, dicevano una volta, adesso hanno scoperto, erano i centri produttivi per la lavorazione della seta. E la seta veniva prodotta a Vicenza facendo credere che era prodotta, che veniva invece con il commercio veneziano e dalla Cina. E poi si vendeva nei mercati del nord Europa raccontando di questa seta preziosa che i vicentini facevano. In 50 anni la ricchezza, siamo nella prima metà del Cinquecento, ha permesso a Palladio di avere dei committenti, ovviamente pieni di soldi, che gli hanno permesso di costruire le grandi ville palladiane. Tutto qui. Allora, pensando alla Pedemontana Veneta, e pensando a quello che è stato realizzato con la Superstrada Pedemontana Veneta, potremmo dire che ci sarà una gerarchia di collegamenti. La prima gerarchia è soprattutto quella della Superstrada, che diventa corridoio addirittura a livello internazionale, Kiev e Lisbona, quindi da qui probabilmente fra un po' passerà metà del traffico
metà del traffico di attraversamento est-ovest. Cioè si realizzeranno ovviamente dei piccoli collegamenti. Questa è la prima cosa. La seconda è che registriamo qui da noi, meno nel Trevigiano, che vicino a questa superstrada c'è un sistema di complanari e tangenziali che permettono comunque ai cittadini di andare velocemente da Thiene a Bassano del Grappa, ad esempio, no? La terza riflessione che facciamo e che possiamo fare è che in realtà la strada cosiddetta Gasparona, quella che collega i centri, ma che storicamente era una strada che partiva da Montecchio Maggiore, poi arrivava facendo il valico fino a Malo, poi Malo Schio, Thiene, Braganza e Marostica, e avanti, Bassano del Grappa, Asolo, Montebelluna, Conegliano, Vittorio Veneto, che non è altro che la pista dei Veneti di epoca ancora paleoveneta. Ecco, lungo questo percorso cosa potremmo attrezzare? Potremmo attrezzare un percorso turistico. Ecco. Allora i caselli possono diventare gli hub turistici con immagine coordinata. Fuori da questi caselli dobbiamo inventarci qualcosa di nuovo. Un transfert elettrico che permette al turista di spostarsi lungo questi antichi centri, a visitare le cose più belle, oppure una pista ciclabile che non esiste, da Bassano a Thiene, per darvi un po' l'idea, oppure altre iniziative di mercati, di trasformazione dei nostri centri storici, che non deve essere esclusivamente quello della vendita al dettaglio di cose che si trovano dappertutto, ma ovviamente molto legate alle specializzazioni del territorio. E io ho finito. Ovviamente questo convegno vivrà del grande contributo che potranno dare questi nostri tre relatori che io invito ovviamente a raggiungermi qui e ve li presento. Allora Paolo Gurisatti, prego, dell'Università Ca' Foscari di Venezia, economista industriale, imprenditore, agente di sviluppo locale, advisor di imprese, associazioni, istituzioni in diversi paesi del mondo. Ha un curriculum da una pagina, e poi magari ve lo faremo avere. Stefano Munarin, anche lui professore all'Università IUAV di Venezia, di urbanistica, dove è delegato anche a cose interessanti di diritto allo studio, ha insegnato anche lui presso l'Università di Trento e Catania, fa parte della giunta della Società Italiana degli Urbanisti, e anche lui ha un curriculum lunghissimo. Sergio Masette, direttore di Confartigianato Imprese Veneto, laureato in sociologia, ha lavorato come direttore in istituti di ricerca e consulenza politica, è stato docente di statistica per la ricerca sociale e tecniche di elaborazione dei dati presso l'Università di Trento e di Trieste, è autore di diverse pubblicazioni, ovviamente pubblica anche lui molti interventi ed editoriali. Quindi 3 pezzi da 90, vi assicuro, li abbiamo scelti perché sono quelli che da tempo si interessano loro all'interno dell'università, quindi con gli studenti, con le tesi di quest'area pedemontana, non solo della superstrada, ma di questa fascia importante. Allora, arriverà un momento, e forse questo è il momento, almeno timidamente lo possiamo dire, dove si possa parlare finalmente di pedemontana senza essere attaccati da qualcuno che ha qualche risentimento. Quindi questa agenda verso il futuro potrebbe partire anche da convegni da costruire insieme da qui ai mesi a venire, magari senza aspettare che questa superstrada venga portata a compimento, che magari ci vorranno 2 o 3 anni. Prego quindi Paolo Gurisatti. Grazie Nazareno, non so se è possibile proiettare alle mie spalle, ho 2 o 3 immagini da condividere con voi. Il tema che mi sono attribuito, insomma, la responsabilità qui questa sera è quello di ragionare dei costi e dei benefici, senza addentrarmi, ve lo dico subito, in ragionamenti tecnici, anche perché l'analisi costi-benefici non è molto solida neanche nella teoria, quindi non mi voglio assolutamente né annoiare né arrampicare su percorsi difficili. Vale invece la pena di
ecco, fare dei ragionamenti da sindaci. Io ho provato a mettermi giù degli appunti mettendomi nei panni di chi amministra questo territorio per conto delle persone che ci vivono, le imprese che ci operano. Costi e benefici. Lasciamo perdere i costi. Io ho letto con grande divertimento il libro di Paolo Malaguti sulla Pedemontana, lui l'ha girata in bicicletta, anch'io sono ciclista professionista come Stefano e, come dire, sapete che Paolo Malaguti è un creativo, insomma, che ha ragionato molto delle trincee della Grande Guerra, dice adesso che ne hanno fatta un'altra, no? Il nostro è un territorio, quello veneto, che è segnato dal 1915 a oggi da molte trincee. Questa è un'altra trincea, no? E, come dire, che diciamo, rappresenta, è una struttura del nostro territorio, permanente come quelle che andiamo a visitare camminando sul Pasubio o in altri luoghi. Il consumo di suolo è uno dei problemi del nostro territorio, è sostenibile, anche la Regione Veneto ha fatto recentemente un'analisi della sostenibilità per i 17 obiettivi dell'ONU, ce n'è uno che fa piangere il Veneto, che è proprio il consumo di suolo, e su questo, come dire, è una scelta che abbiamo fatto, è inutile recriminare, è inutile pensarci sopra, avremmo potuto svilupparci come New York, abbiamo scelto nell'area veneta di a seguire un percorso più alla Los Angeles e ce lo teniamo, c'è poco da fare, piano piano possiamo metterci una pezza, recuperare e abbellire gli aspetti di questo territorio che l'industrializzazione ci ha portato a sviluppare in questo modo, però quelli sono costi su cui è inutile versare lacrime. Guardiamo invece le opportunità. Ecco, io nel 1999, non mi ricordo, io avevo un corso di laurea, il corso di laurea breve di commercio estero di Treviso, abito a Vicenza, ho dovuto smettere di andare a Treviso, ho dovuto rinunciare all'incarico, perché era impossibile raggiungere Treviso, non c'era ancora il passante in Mestre. E quindi ho dovuto rinunciare a incarichi di lavoro. Il mio territorio, il mio distretto preferito, quello su cui ho cominciato con la ceramica di Nove, ve lo dico subito, nel 1982, quando c'erano i primi problemi di assestamento in quel sistema che era passato in pochi anni da 6.000 addetti a 3.000 e adesso siamo un centinaio di persone. Subito dopo mi sono occupato di Sport System, è stato, come dire, un vulcano, come voi sapete. La zona di Montebelluna è diventata un laboratorio sulle materie plastiche, sui nuovi materiali straordinario, che è diventato un laboratorio di scala mondiale. Io non potevo fare a meno di studiarlo, però, come dire, anche lì, con amici urbanistici, sono rimasto coinvolto all'epoca dal comune per cercare di tracciare lo sviluppo di alcune aree del territorio. Sì, l'incarico l'abbiamo rispettato, ma chiusa quella parentesi abbiamo dovuto rinunciare da vicentini ad avere rapporti e attività con Treviso. Ecco, questa cosa è finita, quindi si riapre un'opportunità per molti cittadini come me, ovviamente quelli che frequentano l'intero spazio metropolitano del Veneto. Io insegno a Venezia, mi muovo, ovviamente che ha una sede Ca' Foscari, voi sapete, anche a Treviso, mi muovo con diversi mezzi per insegnare a Padova, venivo giù dai colli in macchina con la bicicletta dentro, parcheggiavo al primo supermercato, poi in bicicletta verso il centro, insomma sono uno che usa lo spazio in questi termini e, come dire, vedo la superstrada pedemontana come una grandissima opportunità. Questa sera io sono arrivato da casa mia su in cima ai colli a qui in 25 minuti. Impossibile ovviamente anche in passato, nonostante il traffico sulle strade fosse meno intenso di quello di oggi. E quindi dobbiamo guardare avanti, non ci sono dubbi. Poi, come dire, sì, c'è qualcheduno ovviamente che si oppone, che ancora resiste giustamente come Enrico Totti con la stampella, perché l'autostrada, la superstrada gli passa sotto casa. È giusto ricompensarle, queste persone che si sacrificano il proprio territorio per l'intera comunità del Veneto, però, come dire, ormai è inevitabile, cioè l'infrastruttura c'è e la dobbiamo solo far rendere. E qui, appunto, guardando al futuro, c'è un primo problema che come sindaci, io vi parlo, ecco, io sono direttore di una fondazione di territorio che ha sede a Valdagno, ma che voi sapete
è partecipata dai sindaci, dai comuni di Thiene, di Valdagno e di Schio, e ragiona di quel pezzo di pedemontana che passa appunto adesso un po' sotto i nostri territori, ma crea delle opportunità straordinarie per i nostri territori. E quindi io parlo con voi sindaci come parlo con i miei soci. Allora, la prima cosa, e poi avrò delle domande per Masetta, ovviamente, mi sono letto con attenzione il suo libro, quello curato a Confartigianato sulla pedemontana e il suo futuro, no? Che è un libretto utilissimo, e, come dire, però ovviamente no, non sarebbe, ho alcune osservazioni da fare che poi condivideremo assieme. Dice per esempio giustamente Masetta, mi sembra che sei tu che hai curato poi tecnicamente il volume, dice guarda, noi siamo davanti a un'opera concepita 40 anni fa, di cui avevamo bisogno 40 anni fa, no, 30 anni fa quando è stato, che si realizza oggi, è stata concepita per l'epoca di esplosione dell'industria manifatturiera, dell'industria 3.0, tra l'altro un'industria diversa da quella attuale. La consapevolezza dei cambiamenti che riguarda questo territorio deve servire ad accompagnare responsabilmente l'evoluzione futura di un territorio che ospita oggi un'infrastruttura nata vecchia ma che può svolgere funzioni nuove, e dobbiamo prestare attenzione alla regolazione delle nuove e importanti funzioni che in questo territorio si stanno sviluppando. A che cosa fa riferimento? Questa è una prima domanda che secondo me va curata con attenzione. Allora, io so che c'è una funzione importante in tutti i territori, aspetta che guardo l'ora perché voglio stare dentro i 20 minuti, dico bene. Una delle funzioni fondamentali di ogni territorio, a prescindere dalle infrastrutture, che attenzione vengono sempre dopo lo sviluppo, una delle principali funzioni è promuovere lo sviluppo, e questo è un compito che ovviamente spetta alla Camera di Commercio, spetta alla Regione che ha delle risorse ovviamente da investire su questo, adesso ha 7 anni da programmare, di investimenti da programmare, oltre quelli normali diciamo della programmazione europea, oltre al programma straordinario. Ci sono queste istituzioni, ma ci sono anche i comuni. I comuni, come dire, in un territorio che si è sviluppato spontaneamente, che è passato dall'agricoltura all'industria senza cambiare la struttura della famiglia, prima la famiglia allargata mungeva le vacche, divideva i compiti, poi si è divisa i compiti dentro la piccola impresa artigiana e ha fatto i miracoli che sappiamo. Finora, insomma, noi viviamo in un sistema che non ha avuto bisogno di pianificarlo lo sviluppo, anzi ha dovuto, come dire, inseguirlo e cercare di contenerlo nelle sue esuberanze. Ma adesso non è più così, poi vi farò vedere un'immagine che come dire, rappresenta i cambiamenti che abbiamo in corso. E la funzione sviluppo, attenzione, non sta da nessuna parte, cioè non c'è nessuno, vuol dire anche provvisoriamente il Presidente della Camera di Commercio si occupa di sviluppo, ma soprattutto di coordinamento di quello che le categorie economiche pongono all'attenzione della Giunta. Ma anche la Regione Veneto, che è l'unico ente titolato a occuparsi di sviluppo, se ne occupa, diciamo, in maniera non, come dire, non amministrativamente attrezzata. E soprattutto i comuni non hanno la funzione sviluppo tra le proprie funzioni. Devono organizzare il territorio, gli asili, l'assistenza sociale, eccetera. Ma non si occupano di sviluppo, non è loro compito. Eppure, siamo qui apposta, no? Anche i sindaci si rendono conto che devono cominciare a ragionare, a investire risorse sul tema appunto dello sviluppo, e si rendono conto che lo sviluppo futuro è sempre più avrà sempre più una dimensione sovracomunale, non può essere il singolo comune a decidere. La discussione sui temi dello sviluppo non può che essere fatta in forma associata. Adesso, nel mio piccolo, l'Alto Vicentino ha messo insieme 3 comuni più grandi e gli altri 38 che ruotano intorno per ragionare di sviluppo, e siamo ai primi passi dopo quasi 15 anni di esistenza di questa piccola fondazione. Pensate, ecco, di quanto importante sarà questa funzione, oltre ad altre che poi sono sicuro Masetta ci racconterà. E bisogna capire come ci organizziamo, perché il futuro, questa è la mia tesi che vorrei sostenere questa sera, sarà molto diverso da quello passato, e ha la superstrada che ci attraversa, che è stata pensata per far correre le merci in un
quartiere del territorio metropolitano del Veneto che il mio amico Zuccato chiamava Venice Manufacturing District, per spiegare, lui ha la fabbrica a Carré, per spiegare ai suoi clienti dove cavolo era la sua fabbrica, appunto in un paesino lontano e sconosciuto ai suoi clienti. Diceva, guarda, intorno a Venezia, quella capitale del turismo, della cultura che tutti conoscono nel mondo, c'è una banana blu, no, c'è un territorio che è come la zona industriale del Veneto, che parte da Portogruaro di fatto, insomma, no? Dal Veneto orientale, e lungo la Pedemontana raccoglie una marea di distretti che sono il cuore pulsante del nostro sistema manifatturiero, che esporta tutto quello che prima diceva il nostro amico presidente dell'Associazione Artigiani di Vicenza. Aspetta, perché sono arrivati 10 minuti e voglio andare al sodo. Allora, qual è il punto? Che la funzione sviluppo la dobbiamo immaginare in termini nuovi, prima di tutto pensando che questa pedemontana è un po' come il completamento del raccordo anulare di Roma. Avevamo già una parte del raccordo anulare che passava attraverso le città capoluogo, quindi da Verona, Venezia, no, Verona è già un altro ecosistema, perché Verona vive lungo all'incrocio tra l'asse, tra l'Emilia e il nord Europa, ha a che fare con Milano e un po' meno con il nostro territorio. Ma come dire, da Vicenza, Padova, il nodo di Mestre su verso Treviso, Portogruaro, quella è la parte sud del raccordo anulare che adesso si chiude, come diceva Cavion prima giustamente, si chiude nella zona pedemontana grazie a questa infrastruttura che si apre oggi e che un domani, questa sarà la tesi che sosterrò dopo, un domani potrebbe alleggerire il peso di traffico di passaggio lungo, no, il corridoio est-ovest, alleggerire la 4, caricarsi di un po' di traffico di attraversamento, no, è sempre est-ovest da un lato all'altro, e come dire un traffico che potrebbe contribuire in parte a pagare, no, i costi di questa infrastruttura che serve anche i nostri territori, ma come dire, può essere, diciamo, fatta pagare anche a quelli che attraversano i nostri territori, venendo dall'est Europa, andando verso. E quindi, come dire, il primo passaggio che dobbiamo fare come sindaci di questo territorio è concepirci come rappresentanti di comunità che fanno parte di questo quartiere che un tempo, ancora oggi, è fortemente caratterizzato dalla manifattura, ma è un quartiere di un sistema più ampio e dobbiamo vedere come farlo funzionare al meglio per i nostri cittadini e per le imprese che in questo territorio ci sono. Che guardate, in futuro saranno sempre imprese di manifattura. L'immagine che volevo farvi vedere, eccola qui, la tengo alle mie spalle, rappresenta questo territorio di cui sto parlando. La zona rossa è la zona appunto dei capoluoghi, la zona blu è la zona dei comuni che verranno in qualche maniera beneficiati dal passaggio della pedemontana. È una zona, quella rossa e blu, che comprende circa 3 milioni e mezzo di abitanti, quindi è un territorio, poi da quelle immagini del satellite si vede anche in modo chiaro quanto densa è la popolazione all'interno, non tanto della zona blu e della zona rossa, ma dello spazio compreso tra i due pezzi del raccordo anulare, insomma, pedemontana da una parte e A4 dall'altra. Lì c'è una densità abitativa, non saranno 3 milioni e mezzo, ma 2 milioni e mezzo di sicuro, e come dire è uno spazio che i nostri cittadini già frequentano come uno spazio politano. Ancora pesa nella nostra storia, nel nostro modo di vivere e di muoverci, l'idea che ciascuno spicchio verticale di questo spazio, ciascuna provincia, come dire, fa riferimento al capoluogo per tutta una serie di servizi, le università, una volta c'erano solo le scuole medie, adesso sono le scuole superiori, eccetera. Come veneti siamo ancora un po' divisi per spicchi, ma come dire, il futuro sarà un futuro diverso, perché i nostri cittadini e le nostre imprese già si muovono appunto da est a ovest. Il Gurisati, che abita in fondo alla zona blu di Vicenza, si muove già oggi nella prospettiva di poter raggiungere rapidamente Treviso per fare il suo lavoro e viceversa.
Allora, questa è una mappa che dobbiamo cominciare, una mappa geografica, a condividere con i nostri cittadini, perché, come dire, sfruttino anche le opportunità che ci sono in direzione est-ovest in questo territorio, e che è un territorio che non è solo manifattura nella zona blu e servizi nella zona rossa, ma anche nella zona blu è un territorio che si va arricchendo di servizi. Per esempio, gli istituti tecnici superiori, che sono quella forma flessibile, interessante, nuova di formazione superiore parallela all'università o alternativa all'università, ecco, naturalmente trovano la loro collocazione nello spazio blu, nel nostro territorio. Sono un tipo di struttura formativa che è l'edizione moderna dei vecchi centri di formazione professionale, di centri come questo che ci ospita, e che sono, come dire, adatti a far incrociare le esigenze delle imprese con le esigenze dei ragazzi, attenzione, che sempre meno vogliono lavorare in manifattura e sempre più vogliono essere dentro la manifattura, ma con funzioni, capacità, competenze di tipo nuovo. Oggi la manifattura è nella stessa situazione in cui si trovava l'agricoltura quando ero piccolo io. I miei amici che la mattina, prima di venire a scuola, passavano dalla centrale del latte di Vicenza col bidone del latte, dopo aver multo le mucche la mattina, prima di venire a scuola, appena hanno avuto la possibilità di mollare le vacche da mungere tutto l'anno e tutte le mattine alle 5, sono andati nell'industria contenti e pacifici. Oggi i nostri figli, i nostri nipoti stanno facendo un ragionamento simile a questo nei confronti della manifattura. Bellissimo, bellissime le competenze tecniche, ma non sta a mettermi a lavorare in linea come si mungevano le vacche una volta. Dammi la possibilità di vivere dentro l'industria, dentro l'artigianato, delle esperienze di classe mondiale, di classe metropolitana. Allora, se il futuro sarà questo, immaginatevi, sindaci, quanto lavoro dobbiamo fare per adattare i nostri piani regolatori, gli investimenti che dobbiamo fare sulla formazione a un territorio che diventa un quartiere di un'area metropolitana aperta al mondo, che continuerà ad essere il cuore della manifattura, ma che ha bisogno di servizi completamente nuovi. Questa è un'immagine che mi è capitata tra le mani recentemente, sto ancora 5 minuti e poi ho finito. Sì, 20 minuti, giusto? Fino alle 19:20. Questa è un'immagine che ci dice come è distribuita l'occupazione. Vedete, dal 71 alla fine degli anni 90, la linea verde che rappresenta l'occupazione nella manifattura era, come dire, la quota più ampia dell'occupazione. Vedete che la linea rossa, che è quella del terziario, quello dove sono nato io ho sempre avuto la partita IVA fin dall'82, quindi nel terziario eravamo vicino allo 0% come quota. Vedete, noi ancora oggi ci rappresentiamo il mondo come era alla fine degli anni 90 e prima del 2000. Vedete cosa è successo tra il 2001 e il 96, insomma fine anni 90 e oggi. È esplosa la linea rossa, l'occupazione nel terziario, non solo perché molte delle attività industriali oggi si fanno decentrate in aziende di servizi che svolgono logistica, servizi, assistenza, design, attività che si sono autonomizzate dal sistema industriale, che lavorano per il sistema industriale, ma ci sono il turismo e moltissime altre attività tipicamente terziarie che i nostri giovani imprenditori preferiscono, come dire, la manifattura tradizionale, che peraltro ha sempre meno bisogno di occupazione perché è sempre più automatizzata, è sempre più efficiente, continua per fortuna ad andare avanti. Cosa mi dice questa immagine? Mi dice che proiettando al futuro queste linee, anche in un territorio fortemente manifatturiero come quello in cui viviamo, come dire, ci saranno altri cittadini, altre imprese, altre modalità di organizzazione del lavoro, più centrate appunto sul pensiero scientifico, su attività di servizio che altre. Veniamo al punto. Allora, cosa possiamo fare in questo territorio come sindaci? Intanto
parlarsi, come stiamo cominciando a fare oggi. Ho visto prima un'immagine Nazareno, c'era scritto Centro Studi Pedemontano, benissimo, se nascono delle iniziative a ragionare sui cambiamenti che stanno venendo avanti, anche perché nessuno sa, nessuno può dire, perché non ho fatto l'analisi costi e benefici, perché nessuno può dire come verrà usata la pedemontana. A naso dico, uno come me la userà dalla mattina alla sera anche se costa, come diceva prima Cavillon giustamente. Però noi non sappiamo come utilizzeranno queste infrastrutture i cittadini dei nostri territori. Io abito vicino alla Valdastico Sud. No, i nostri sindaci, noi avevamo ragionato come se i punti cardine della zona tra i colli su cui l'investimento sarebbe cresciuto era quella dei caselli. Non è stato così. Amazon ha messo, come dire, il suo stabilimento in un punto che non c'entra niente con i caselli, o c'entra, ma solo marginalmente con i caselli della Valdastico Sud. Attenzione, perché sia gli operatori logistici, sia i nostri cittadini, le nostre imprese, seguono altri ragionamenti, non solo quello trasportistico e logistico, per decidere come usare un'infrastruttura. Su questo il centro studi che sta nascendo deve concentrare l'attenzione. Che tipo di imprese avremo in futuro? Chi saranno i cittadini e le imprese di questo territorio, diversi da quelli che abbiamo in mente noi, e come useranno il territorio e le infrastrutture. E qui vengo alla questione dei costi. Chi paga la nuova infrastruttura, chi la utilizza e chi la potrà utilizzarla per aumentare la produttività. Allora, Giancarlo Corò ha pubblicato un articolo recentemente, casomai ve lo posso, mi pare su Mattino di Padova, si può recuperare. Allora, ci sono due modi per pagare questa infrastruttura e i servizi collegati, per renderla fruibile e come dire, compresa perché entri nelle strategie dei nostri concittadini. Il primo è quello di aumentare i prezzi, e qua faccio solo due considerazioni, ho finito sulle tariffe, poi Maset come dire, andrà forse più in dettaglio su questo. La prima è, siccome è costata molto questa superstrada, aumentiamo i prezzi. Attenzione che non finisca come la Bre-Be-Mi, l'autostrada da Brescia a Bergamo Milano. Tariffe troppo alte, i camion continuano ad ammassarsi sulla A4. L'alternativa, qualcuno dice, potrebbe essere quello di liberalizzare o ridurre molto i costi di utilizzo dell'autostrada, della superstrada pedemontana in questo caso, e trovare dei sistemi di tariffazione o comunque di aumento dei costi come nei centri storici delle città. A Milano, se uno vuole andare in centro, deve pagare, no? Avere i passi per entrare nella zona centrale. Come sindaci potreste pensare, come dire, a mettere delle tariffe che scoraggino, come dire, i passaggi nei punti critici del vostro territorio, chiedendo una riduzione delle tariffe, un abbonamento delle tariffe sulla superstrada pedemontana in maniera tale da, come convincere, diciamo così, il traffico a spostarsi sulla nuova arteria. Questa strada è ragionevole ma molto complicata da fare, ovviamente, telepass, strumenti, cittadini che non capiscono, eccetera. La terza possibilità è quella appunto di trovare qualcuno che ci paghi questa superstrada, cioè, come dire, lasciando i cittadini liberi di questo territorio di usarla al meglio, poi vedremo come, bisognerà studiarlo, appunto, come diceva Cavillon. Qui c'è un problema, e mi fermo su questo, enorme, grande come una casa, che voi come sindaci però dovete affrontare, che è il problema delle tariffe di lunga percorrenza. In questo momento non c'è, mi sembra, un'autorità di corridoio, cioè una agenzia della Regione Veneto, della Regione Friuli, che decide come regolare il traffico, incentivando il traffico attraverso le tariffe. Per esempio, come auspicava Cavillon prima, alleggerendo il peso che c'è oggi, no, del traffico pesante di attraversamento sulla 4, caricando una parte di questi costi sulla pedemontana, perché chi si muove appunto da Lubiana fino a Milano è indifferente a passare dal passante di Mestre piuttosto che dalla pedemontana, paga volentieri la pedemontana, ma ci deve essere un prezzo adeguato, perché i suoi conti li fa. Se i conti dell'andare e venire 4 volte a settimana per quel percorso sono inaccettabili, come dire, il camionista che potrebbe, o la società di logistica che potrebbe aiutarci a pagare i costi della pedemontana, passando senza rompere più di tanto le scatole, non ci passa. Allora qui c'è un problema come sindaci che va affrontata per bilanciare tutti i flussi lungo il corridoio e rendere questo
Venice Manufacturing District, potenzialmente esplosivo anche nei prossimi anni, come ci piacerebbe, che è quello di aprire un negoziato con le autorità regionali e sovraregionali che possono decidere il sistema tariffario, in maniera tale che i flussi di traffico agevolino le strategie dei vostri cittadini, le strategie delle imprese, e non diventino invece un ostacolo per lo sviluppo di questo territorio. In realtà un po' ha sforato, però vabbè, però ovviamente i temi sono importanti, avevamo detto parliamo poco di pedaggio, invece ci siamo entrati dentro ancora una volta, perché ovviamente dal punto di vista economico le cose devono quadrare. Però lui ha descritto quella che è, possiamo chiamare, la galassia pedemontana, perché tutto quello che esiste all'interno di quest'area è veramente straordinario, è così grande, complesso, pieno di sempre nuove inventive. Ecco. La domanda che però potremmo farci per il futuro è: rimarremo ad abitare qui, oppure ci sposteremo in altri posti, oppure attireremo qui qualcuno da fuori, quindi saremo attrattivi anche dal punto di vista abitativo? Qual è il futuro del nostro vivere? Ecco, sono domande ovviamente difficili, però dobbiamo anche pensare a questo, e quindi il professore Munarin, che di queste cose si occupa, gli do subito la parola. Sorrido perché mi ha proposto un tema semplice, insomma, che adesso in 20 minuti vi spiego. No, ringrazio molto ovviamente Nazareno Leonardi per questa bellissima iniziativa, ringrazio voi, vi propongo alcune riflessioni. È già stato detto molto, tanto, secondo me avremo già tanto da portarci a casa e questioni sulle quali riflettere. Vi metto lì sul tavolo alcune altre riflessioni. Io sono un urbanista, mi occupo di territorio, di paesaggio, di pianificazione del territorio, di città. Posso dire che conosco bene molto bene questo territorio, lo dico perché insomma non è così scontato, conosco bene questo territorio, l'ho studiato a lungo e che considero questo nostro territorio, prima diceva Paolo, appunto più simile a Los Angeles che a New York, no? Una grande metropoli orizzontale piuttosto che una stretta e concentrata metropoli verticale, lo considero da sempre, se non altro, affascinante. Ecco, un modello territoriale, un modo di abitare particolare, con i suoi tanti difetti, ma con le sue particolarità, nel senso che ogni città, ogni modo di abitare, ogni volta che proviamo a mettere insieme 3, 4, 5 milioni di abitanti, è chiaro che i problemi ci sono, non c'è un modello che non ne ha, questo per essere chiaro. Poi dunque, io cosa vedo io appunto da urbanista, da chi si occupa di città e di territorio? Beh, vedo di fronte a noi delle sfide, delle grandi sfide. Appunto non mi interessa stare qui a discutere se andava fatta o non andava fatta, l'abbiamo fatta. Forse se avessero detto a me personalmente di fare il progetto qualche cosa di diverso avrei fatto, ma non è questo il punto oggi. Vedo di fronte a noi delle sfide, che sono contemporaneamente dei rischi ovviamente, ma anche delle opportunità, delle questioni che dobbiamo affrontare. Allora, mi pare che non possiamo nasconderci che una delle prime questioni, penso anche a voi sindaci, amministratori locali, insomma, la prima sfida che abbiamo davanti a noi è che cosa succederà attorno ai caselli, che cosa succederà attorno ai caselli e lungo la pedemontana. Dico anche lungo la pedemontana perché, per esempio, l'A4, lo sviluppo ce l'ha avuto anche lungo il tracciato, cioè capannoni che, come dire, è importante anche solo affacciarsi sulla strada, non necessariamente essere vicini allo svincolo, no? Quindi una delle questioni che abbiamo di fronte come cittadini, amministratori, cultori di questo territorio, amanti del paesaggio, insomma, è questo. Che cosa immaginiamo possa succedere qui? A me interessa questo perché appunto la superstrada pedemontana veneta, SPV, più che come canale di traffico, come quantità di traffico, come costi, chi la pagherà, sinceramente anche qui ci rido un po' su, ma mi interessa poco, nel senso che è fatta, ce l'abbiamo qui, starà qui con noi almeno un paio di migliaia di anni, nel senso che ci sono strade romane fatte 2000 anni fa con poca roba, una stradina, 2 fossi sono ancora lì, penso che questa ce la terremo nel bene o nel male per i prossimi secoli e millenni, quindi quello che mi interessa, ripeto, è il paesaggio che costruirà in qualche modo, no? Per me la strada è prima di tutto un fattore, come dire, ha un effetto morfogenetico, scusate questo parolone, cosa vuol dire? Genera forma, perché una strada attira, su una strada ci vogliamo, per diversi motivi,
ognuno di voi penso sarà già stato e sarà sempre di più tirato per la giacchetta, ma non perché vabbè, logiche. Se io avessi un distributore di benzina sulla Gasparona, comincerei a farmi due conti e dire ma aspetta un momento, forse mi conviene andare dall'altra parte, non è che ci vuole, no? E così se sono della logistica, ma tantissimi altri motivi. Ma insomma, a me interessa quello. Quale ruolo morfogenetico pensiamo? Ci piacerebbe? Quali scenari vorremmo quantomeno mettere sul piatto e dialogare per trovarci intorno a dei tavoli a discutere? Quale paesaggio ci immaginiamo? Ci immaginiamo ancora l'ennesimo rotolamento a valle, perché in questi decenni di modernità noi siamo un po' rotolati a valle, diciamo, tra di noi, cioè in tutta Italia, dalla montagna siamo un po' scesi, ai colli, un po' più vicino, sempre un po' più in pianura. Basta vedere molte pedemontane nazionali della costa adriatica, la pedemontana veneta, no? È chiaro, abbiamo cercato di avvicinarci alla pianura. Magari proprio come i sassi che rotolano, magari i sassi più grossi sono andati più lontani, i sassi più piccolini si sono fermati prima, no? Le case le abbiamo tenute, diciamo, proprio più attaccate alla pedemontana, i capannoni un po' più in là. Allora, quello che ci aspetta nei prossimi decenni è cosa? Questo processo ancora di rotolamento a valle, costruiamo attorno ai caselli ancora nuovi metri cubi. Credo che questo sia un problema, sia perché se vogliamo prendere sul serio il tema del consumo di suolo e se vogliamo prendere sul serio parole come transizione ecologica, sviluppo sostenibile, queste cose ce le dobbiamo porre. Il suolo non è rinnovabile, il suolo è una grandissima risorsa, il suolo assorbe acqua e pensiamo quanto noi abbiamo bisogno di questo, perché ogni temporale altrimenti ci troviamo da capo. Il suolo assorbe CO2, anche quando è prato, non serve che sia foresta amazzonica, perché è la pelle del mondo che abitiamo, il suolo, quella cosa che possiamo prendere in mano. Il suolo produce cibo, produce paesaggio, diceva Leonardi, abbiamo un bel paesaggio, ma sappiamo quanta parte del paesaggio è costruito grazie a un suolo fertile, a un suolo che funziona. E noi ci dimentichiamo un po' di questa cosa, ma abitiamo in una regione in cui abbiamo una fertile pianura perché alle spalle abbiamo una fertile montagna che ci porta acqua, perché insomma, questa cosa non è così banale, anche di fronte ai cambiamenti climatici e ai cambiamenti che abbiamo in corso. Allora, questo è un tema che dobbiamo porci seriamente, io non ho ricette, è un tema difficilissimo, ripeto, però non dobbiamo nasconderci, ecco, a me non piace quando ci nascondiamo di fronte ai problemi. Devo dire che se lasceremo che i caselli e l'autostrada attiri e attirerà, ci troveremo con un altro problema, non è solo un problema di consumo di suolo, perché rischiamo di non avere energie, cioè di svuotare ancora altri capannoni, altre residenze, e svuotare di energie, di, come dire, occupare tutte le energie nel nuovo ancora una volta e di trovarci ancora con del vecchio dismesso. Quanti seminari abbiamo fatto negli ultimi 10 anni, 20 anni, sui capannoni dismessi, il vuoto? Sembra quasi che non è un tema che abbiamo un po', forse il Covid, abbiamo un po', insomma, non se ne parla un po' meno oggi. Però è chiaro che se noi lasceremo ancora costruire delle cose nuove, ci ritroveremo ancora di più con cose vuote. Questo è un tema, per me, anche questo non da poco. Abbiamo un ritmo di obsolescenza velocissimo delle nostre case e dei nostri capannoni. Quasi cambiamo questi oggetti come se fossero un'automobile o un telefonino. Anche qui io non ho risposte e capisco bene la logica, non è che voglio, come dire, non è una denuncia, no? Però è un problema, perché poi ci troviamo con tantissime cose di cui non sappiamo che fare, pesi sul territorio, cose che a cui non sappiamo più dare un senso. E ripeto, quello che a me preoccupa è anche che è chiaro che se spostiamo le nostre energie attorno ai caselli, diciamo così, e spostiamo le nostre energie anche ideative, imprenditoriali. Questo mi preoccupa, non è solo un problema di, come dire, che mettiamo lì tutto il nuovo dal punto di vista dei metri cubi, ma mettiamo lì tutto il nuovo delle energie, che invece ci devono energie di idee, intraprendenza, imprenditorialità, che ci deve servire anche, invece, per ridare una vita alle tante cose vuote che abbiamo lungo le vecchie statali, più sulla pedemontana, sulle colline, nelle altre parti del territorio. Questo a me è un tema che preoccupa, perché ce lo dobbiamo anche dire che non abbiamo più tutta quell'energia sociale
e demografica appunto dei decenni 60, 70, 80 e 90. Anche questo è un tema cruciale. Mia madre, che faceva parte appunto della generazione, della grande generazione, possiamo così in famiglia erano 11 fratelli, è chiaro che hanno messo su delle imprese in 11, a partire dalla casa del nonno, un pezzo di campo, eccetera. Io in famiglia eravamo in 4, io adesso ho un solo figlio. Beh, questi sono cambiamenti, siamo un po' nella media, posso dire che sono un po' nella media purtroppo. E questa è una cosa che su quale riflettere. Cioè voglio dire, appunto, attenzione perché anche le energie, quando io parlo di energia non è solo l'energia economica, è l'energia sociale, proprio l'energia ideale, l'energia intraprenditorialità che dobbiamo domandarci dove la impegniamo. Perché per esempio io penso che dovremmo, e nel Veneto abbiamo di fronte a noi una grande sfida, ne parlavamo a Venezia, a Mestre, un mesetto fa, che è quello appunto del riuso, del riutilizzo, del tanto vuoto e dismesso che abbiamo, che deve diventare una vera strategia imprenditoriale. Noi veneti siamo diventati veramente tra i maestri in Italia del riciclo in casa, no? Del riciclo insomma, dell'immondizia. Abbiamo insegnato. Sembrava incredibile quando abbiamo cominciato a farlo, sembrava incredibile che qui nel Veneto. Invece siamo diventati tra i più bravi d'Italia a fare quella cosa lì. Beh, dobbiamo farlo anche con case, capannoni, attrezzature, servizi, edifici. Riusare, riciclare, reinventare, reimmaginare il tanto dismesso che già abbiamo. Noi, anche come cultura progettuale, abbiamo insegnato al mondo come si fa tutela e recupero di ciò che va tutelato e recuperato. Qui siamo dentro un bellissimo esempio. No? Abbiamo insegnato al mondo come si fa restauro. Beh, dobbiamo imparare e poi insegnare anche come si fa però riciclo, riuso, perché di tanti capannoni o di tante palazzine, non è che dobbiamo restaurarle, sono cose banali, ma che possiamo reinventare, rimettere in gioco piuttosto che lasciarle lì abbandonate. Questo mi sembra un tema molto bello, qualcuno lo sta già facendo, molti buoni esempi ci sono già. Io ho avuto la fortuna, qualche mese fa ero emozionato perché, come diceva lui, sono appassionato di ciclismo, ho avuto la fortuna di visitare la fabbrica della Selle Italia ad Asolo, che se non sapete un po', insomma, la famiglia Selle Italia ha deciso, stava cercando un nuovo capannone, piuttosto che costruire un nuovo capannone hanno riusato la fabbrica che Marco Zannuso aveva progettato per la Brion Vega ai piedi di Asolo. Beh, è un capolavoro dell'architettura, forse secondo me, e non lo dico perché ci credo veramente, uno dei più belli edifici dell'architettura del Novecento in Italia e nel Veneto è la fabbrica ex Brion Vega a Casella ed Asolo. E la Selle Italia, quando ha detto ma io ho bisogno di una nuova sede, sono una piccola, come potremmo dire, la tascabile, no? una di quelle industrie appunto multinazionali tascabile, leader nel mondo, eccetera, ho bisogno di farmi anche un'immagine, no? Non sono solo fabbrica. Beh, si è ripresa questa fabbrica che, guardatevi il sito si apre, il sito di Selle Italia si apre con un'immagine della fabbrica, oltre che dei suoi prodotti. Ma potremmo, ne abbiamo altri esempi, insomma, di questo tentativo e questa voglia e possibilità di riusare quello che c'è. E questa a me sembra una bella sfida, e chiudo questo punto dicendovi, appunto, l'ho già citato in un altro seminario, io ci credo veramente che il riciclo, portandolo riciclo, che vuol dire letteralmente dare nuova vita, avviare nuovi cicli di vita, prendere qualcosa e reimmaginarne un futuro diverso, si possa fare e si debba fare anche in edilizia e in architettura. Sarà un caso, ma quest'anno il più prestigioso premio internazionale per l'architettura, si chiama Pritzker Prize, che è l'equivalente del Nobel, per capirci, è un premio americano, ma che viene dato ogni anno al miglior studio di architettura del mondo. Quest'anno è stato dato uno studio di architetti francesi, che si chiamano Lacaton e Vassal, che sono specializzati da anni su che cosa? Sul mettere mano a edifici esistenti. Non fanno bella architettura con tanti soldi, costruendo un edificio nuovo, costruendo su un suolo nuovo, vergine, ma fanno architettura bella, reinventando, mettendo le mani, aggiungendo a quello che c'è. Sono diventati famosi, pensate un po', sono diventati famosi riciclando, migliorando, senza abbatterlo, un grande edificio di un grand ensemble, una casa popolare nella periferia parigina, di quelle cose che tutti volevano buttare giù, e loro hanno detto, beh, ma scusa, ma quello è energia grigia, cioè un edificio è, pensate alla quantità di lavoro, di energia che c'è per costruirlo, abbiamo portato cemento, operai che l'hanno fatto, camion che sono arrivati, cave che abbiamo fatto.
Quell'edificio perché devo ogni volta buttarlo giù e poi magari ricominciare da qualche parte? Ci metto le mani, cosa che in fondo col bonus, ecco il bonus stiamo provando un po', no? Ci stiamo con mille difficoltà, apro e chiudo parentesi, però la direzione è un po' quella, cioè abbiamo costruito negli ultimi 70 anni più di quanto abbiamo costruito in tutti i secoli precedenti. Questo è quello che abbiamo fatto. Senza star qui a piangerci addosso, dobbiamo mettere le mani su quella roba lì, pensare che non sia finita e che ci dobbiamo lavorare. Allora, per me questa è una grande opportunità, quindi la Pedemontana bene, ci servirà per tante cose, ma attenzione, dobbiamo avere energia anche per usare quello che abbiamo già. Secondo punto, collegato al primo, cosa ce ne faremo? Perché quello che a me interessa è, va bene parlare della Pedemontana, della superstrada, ma quando penso a Pedemontana penso anche al sistema residenziale, che non è la superstrada, ma è tutta la sequenza di paesi, nuclei, casi sparsi, località che stanno sulla Pedemontana. Allora questo a me è affascinante. Che cosa? L'idea che potremmo sperare, un grande scenario bello sarebbe, che proprio il fatto che possiamo spostare una quota di traffico pesante, una quota di traffico di attraversamento dai paesi, dalla statale, dai piccoli centri sulla superstrada, allora non dobbiamo fare solo un progetto per la superstrada, ma dobbiamo fare un progetto anche per il sistema di paesi e per la, diciamo così, per la Gasparona, la chiamo così, insomma, per la città lineare che attraversa, perché lì abitiamo e lì dobbiamo attrarre persone ancora ad abitare, perché lo sappiamo tutti, non siamo più nel trend demografico appunto in ascesa di cui eravamo abituati. Dobbiamo attirare persone, dobbiamo dire che qui si vive bene, lo ricordava prima Paolo, qui non si sta bene solo se sei impresa, ma sei uno che cerca di un lavoro ma vuoi anche vivere bene. E allora tutto il sistema di piccoli centri, dei nuclei, delle case lungo il sistema pedemontano, possiamo adesso avere l'occasione di ripensarlo, ripensare le tante strade che ecco scusate, spero di non sforare troppo, ma fino a qualche anno fa, anch'io sono nato in questo territorio, no? Fino a qualche anno fa eravamo abituati che sulla stessa strada ci stavano tutti, il trattore, il camion e la signora che andava a farla al mercato, il bambino, anch'io sono nato qui, no? Sono nato in questa strada. Che si chiamassero statali, regionali, provinciali, comunali, non c'entra, non è che le persone vanno e dicono qua è la allora vado, no, usavamo in maniera come promiscua ogni metro di queste strade. Oggi finalmente negli ultimi decenni si sta formando, lui lo chiamava il grande raccordo, si sta formando una sorta, cominciamo a vedere che abbiamo almeno 3 strati. Uno, lo strato uno strato rado, una rete rada ma finalmente abbastanza continua, delle grandi strade di lunga percorrenza, la 4, la 27, il Passante, adesso non le cito tutto, insomma, l'Astico, la Pedemontana, eccetera, eccetera. Questo è diventato un po' alla volta uno strato che sta sopra, io me lo immagino così quando ci penso, quando provo a descriverlo. Su questo strato noi sappiamo che andiamo veloci, vediamo un certo tipo di paesaggio, un paesaggio fatto quasi di muri di contenimento, di barriere antirumore, di guardrail, un certo tipo di paesaggio. Poi abbiamo sotto un secondo strato che è quello delle strade locali, le strade che usiamo tutti i giorni, le strade e già prima della pandemia, ma soprattutto con la pandemia, abbiamo anche riscoperto, stiamo riscoprendo, questo a me interessa, affascina moltissimo, un terzo strato che sono i migliaia di chilometri di cararecce, strade bianche, strade comunali, sentieri, argini dei fiumi, che finalmente abbiamo scoperto essere una grandissima risorsa paesaggistica del nostro territorio. Io amo andare in bicicletta e camminare a piedi e sono affascinato, sono commosso per vedere quante persone in questi pochi anni, anche grazie alla pandemia, ma anche prima, insomma, abbiamo un sacco di questo tipo di strade. Allora, possiamo avere la Pedemontana, la superstrada lì che corre, ma abbiamo quest'altra doppia rete sulla quale possiamo lavorare molto, ridisegnando le sezioni stradali, facendo diventare le nostre strade per tutti, ricordandoci che non tutte possono essere autostrade, perché questo è un po' un rischio che abbiamo avuto in questi anni, di considerare tutte, di pensare che tutte le strade come autostrade. Dobbiamo cominciare a pensare che invece ci sono delle strade che sono strade di tutti. Ci si va in auto, ma ci si deve poter andare in bicicletta, ci si può andare a piedi, non tutti hanno l'automobile, un'automobile chiede a una famiglia un investimento tra i 6 e gli 8.000 euro all'anno, non tutte le famiglie e non tutti si possono permettere 1 o 2 automobili,
Chi ha meno di 18 anni non può usare l'automobile. Abbiamo un esercito di persone, le 40.000 badanti, sono 40.000, ho letto recentemente, 40.000 badanti, lo sappiamo tutti, si muovono tendenzialmente o in mezzi pubblici o in bicicletta. 40.000 è l'equivalente di tutti gli addetti che c'erano a Porto Marghera quando Porto Marghera andava al 100%. Io lo so bene perché avevo mio padre che lavorava lì, e quindi 40.000 non sono poche, persone che si muovono. Pensiamo agli studenti, pensiamo alle tante persone che si muovono sulle nostre strade senza avere l'automobile. Allora, io penso che la superstrada sia anche una grandissima opportunità, ripeto, per pensare a come migliorare la vita, l'abitabilità, la sicurezza, il comfort, la bellezza del sistema residenziale, chiamiamolo così, dell'andare a scuola, dell'andare della grande quantità anche di servizi e attrezzature che abbiamo, perché in questi decenni abbiamo accumulato, vero, io mi arrabbio con i miei colleghi italiani o insomma che mi prendono sempre, ma voi Veneto, casa e capannoni. No, non è vero. Noi Veneto, casa e capannoni, ma anche tanti servizi standard urbanistici ne abbiamo tanti e dobbiamo andarci orgogliosi. Abbiamo servizi sociali, ancora una volta pensiamo dove siamo qui. No? Abbiamo oratori, abbiamo campi sportivi, ogni paese ha almeno il campo sportivo, la palestra, a volte la piscina, le scuole. Allora, tutto questo sistema, finalmente, diciamo, visto che la pedemontana mi libera un po' di peso e di funzioni, lo posso risignificare, dargli una nuova vita. Questo a me affascina molto perché penso che questo territorio insomma, sia interessante abitare qui, però riconoscendo queste sue qualità. Quindi per chiudere, per non farvela troppo lunga, vi dicevo, per chiudere dico, abbiamo avuto, si completerà una grande opera, adesso a quella grande opera dobbiamo accompagnare un grande piano di tante piccole opere. Lì abbiamo una grande opera, di qua, diciamo, sullo spazio più residenziale, dobbiamo lavorare più di fino per migliorare l'abitabilità del nostro territorio, per la vita quotidiana. Questo a me sembra una grande sfida, che non vuol dire appunto star qui a criticare o dire io avrei fatto, io non è quello il punto. Quello che mi interessa è appunto, guardo la pedemontana, ma contemporaneamente so che questa mi dà anche la possibilità di lavorare bene in altre direzioni. Questo è uno scenario sul quale secondo me sarebbe molto, molto affascinante lavorare, perché ne abbiamo anche bisogno, perché dobbiamo attrarre imprese, dobbiamo attrarre popolazione dimostrando che qui si vive bene. Grazie mille, spero di non aver sforato troppo e spero di essere stato utile, anche se so che conoscete meglio di me ovviamente il territorio, il paesaggio, i suoi problemi, quindi non è sempre facile dare un contributo. Grazie. Ecco, grazie professor Munari per questo taglio, anche se volete originale, inaspettato in questo contesto, ma ovviamente ci stava perché l'attenzione verso l'ambiente e la qualità della vita è ovviamente importante. Io approfitterei solo un secondo per ringraziare anche gli ordini professionali, li hai già nominati all'inizio, ma ricordiamolo che sono rappresentati l'ordine degli architetti che hanno sentito ovviamente cose molto interessanti, e ora degli ingegneri e dei dottori commercialisti che sono ovviamente a nostro fianco per questo progetto. Ecco, il dottor Masette. Allora, il dottor Masette ha coordinato uno studio interessantissimo che direi è la pietra miliare della costruzione di nuove opportunità e nuovi scenari per la pedemontana. Quindi lasciamo a lui, dovevamo farlo parlare all'inizio, ma se parlava all'inizio poi era un po' complicato aggiungersi a quello che diceva lui, perché ovviamente in questo libro c'è una sintesi di anni di studio. Grazie dell'invito. Ovviamente Confartigianato Imprese Veneto, insomma, è onorata di essere qui con questa esperienza qui di studio che di fatto sintetizza un po', mette a sistema un decennio di interventi che sono stati fatti all'interno del nostro sistema con Confartigianato Vicenza, con Confartigianato Marca Trevigiana, Confartigianato Veneto, Confartigianato Oslo Montebelluna e avanti. Però diciamo che non mi sottraggo le domande, ecco, anzi se ne dimentico qualcuna poi riproponetemela con piacere. Allora, penso che sia importante però prima di tutto riflettere su un punto.
che a volte, a mio avviso, tende a ripresentarsi in maniera, come si dice, carsica, no? Entra e poi riesce. Ed è questo: la tecnologia ci porta e ci ha portato negli anni a ridurre l'esigenza di spostamento e di spostamenti fisici. Allora, fin tanto che non inventeremo il teletrasporto, no, anzi, l'ha aumentata, nel senso che l'aumento delle tecnologie mobili consentono una maggiore mobilità e non il contrario. Secondo, l'esperienza del lockdown ha accelerato la diffusione massiva dello smart working, del lavoro a distanza, dei webinar, eccetera. Peraltro, grazie che fortunatamente il contesto ci ha consentito di ritrovarci in presenza. Lascerà questo senza effetti, senza code, ci lascerà no, sicuramente qualche cosa cambierà, e l'elemento che a mio avviso, a nostro avviso, lo stiamo vedendo già nella formazione ad esempio, ma anche in tutte le occasioni di incontro, di fiere, di convegnistica, sicuramente cambieranno in qualche modo le motivazioni per cui ci si sposta. Nel senso che d'ora in avanti nessuno di noi potrà organizzare un convegno o un evento senza domandarsi c'è una qualche ragione, un valore aggiunto per farlo in presenza? È un qualcosa che può essere fatto assolutamente da remoto? Perché se può essere fatto da remoto si farà da remoto. Se ci sono degli elementi di valore aggiunto, e probabilmente questi elementi di valore aggiunto verranno pensati, costruiti, generati, per farlo in presenza lo si farà in presenza. Allora, ricordiamoci che spesso i cambiamenti non sono poi così lineari, cioè nel momento in cui cambiano generano altre soluzioni ancora. Perché dico questo? Dico questo perché a mio avviso, pensando proprio al tema della mobilità e della pedemontana, forse più che domandarci se serve, se verrà utilizzata e quanto verrà utilizzata, dovremmo domandarci come cambieranno i perché e i come, cioè perché le persone si sposteranno e come avverranno gli spostamenti. Quindi a mio avviso, ma rispetto a questo, porto quella che è l'esperienza che come mondo Confartigianato stiamo sviluppando, è un ragionamento forte intorno alla sostenibilità. Allora, rispetto a questo, iniziamo a domandarci in che modo verrà realizzata la mobilità, non tanto se diminuirà la mobilità, ma come. E ragionevolmente è un eufemismo, noi ci troveremo con mezzi di trasporto, e ripeto, la mobilità fino all'invenzione del teletrasporto resterà, perché le merci e le persone si continueranno a spostarsi, avverrà con mezzi, auspicabilmente, ma questo è il percorso, che impatteranno meno rispetto al contesto in termini di qualità, quantomeno dell'aria. Torno però alla domanda se nasce vecchia. Allora, lì su questo probabilmente dobbiamo fare anche qui una riflessione. E i concetti di sicurezza, di rapidità, di vicinanza sono concetti o requisiti o obiettivi superati? Cioè quest'area qui ha visto superare la sua domanda di sicurezza, di rapidità e di connessioni? Se la risposta è sì, allora nasce vecchia. Se la risposta è no, nasce contemporanea. Uno può dire, c'è stato lo sviluppo a prescindere dalla pedemontana, come ricordava prima,
Allora, sì, come spesso accade, le infrastrutture in realtà seguono, ma seguono anche nella misura in cui matura anche un'esigenza, una consapevolezza e una spinta per avere connessioni più veloci, maggiore sicurezza, minore interconnessione all'interno dei centri urbani, quindi commistione, no? E quindi non me la sentirei di dire che nasce vecchia. Era stata invece piuttosto, e possiamo andare alla slide 6, ancora, alt. Nasce vecchia, diciamo che nasce da un'esigenza che già negli anni 60 era ben presente. Allora, questo possiamo dire. Perché se andiamo a vedere e guardate la prima cartina, la rappresentazione, piano, insomma, a sinistra, alla vostra sinistra, qua, abbiamo un estratto della rete stradale e del piano di sviluppo economico regionale del 66. Poi, come ci insegna il professor Munarini, i piani seguono dopo, quindi vuol dire che erano almeno 10 anni che ci si stava pensando. Allora, sto scherzando, ma non troppo, penso. Il fatto di evidenziare quelle linee arancioni che, guardate, aveva un asse un po' più basso rispetto a quella attuale, ma messa orizzontale da Vicenza a Treviso, era lì, nuove costruzioni nel 1967. E attenzione, era ancora un'area abbastanza rurale. Quindi era stata vista come struttura di collegamento, ma il contesto non era ancora esattamente quello che abbiamo visto poi partire in pieno nei decenni successivi. Quindi direi no, non nasce vecchia, piuttosto dobbiamo domandarci appunto se passare dal se e quanto al perché e come. Ecco, perché, quali sono le motivazioni che alimentano lo spostamento e il come questo si realizza. Allora, rispetto a questo, alcune considerazioni. Ovviamente io, come dire, il testo è in formato ebook, è libero, nel senso che per inserirlo nei circuiti l'editore ha chiesto e ha detto mettete un costo per quanto simbolico in modo da poterlo distribuire come pubblicazione. È liberamente scaricabile online. Basta inserire il titolo Libro bianco sulla pedemontana veneta, Confartigianato, Imprese Veneto, oppure nel sito confartigianato.veneto.it. Per cui non vado a ripercorrere i diversi elementi. Ci sono alcuni punti importanti a nostro avviso. Primo, è vero che l'asse della pedemontana costituisce di fatto funzionalmente, e qui se possiamo andare avanti di 2 slide, ecco, una alternativa, una sorta di articolazione alta del corridoio pedemontano, del corridoio, scusate, A4, quello che è quindi quello che attraversa orizzontalmente l'Italia da est ad ovest. Non solo, si pone in interconnessione anche con i collegamenti nord-sud, non solo a livello regionale e interregionale, perché nel momento in cui si interconnette con la Val d'Astico porta anche a sud, ma anche in una prosecuzione verso il Friuli, quindi di fatto verso Tarvisio. E quindi è un corridoio pedemontano. Rispetto a questo, che cosa osserviamo quindi? Uno, c'è un tema di, se vogliamo, di consapevolezza, che di fatto è un corridoio, è parte di un unico corridoio. Il secondo elemento è che, come veniva già evidenziato nella programmazione regionale, restano dei nodi, e qui possiamo andare alla slide 12, ecco, questa, perfetto, grazie. Vedete che c'è un'area centrale, e i colori qui sono rappresentati tutti i caselli delle reti autostradali venete, e non solo, e come dire, il raggio, no? In termini di minuti da ciascun casello. Allora, è evidente
che se cancelliamo il blu che si genera intorno alla pedemontana, capiamo come non ci sia un'altra area altrettanto lontana rispetto a reti veloci ad autostrade. Non solo in Veneto, ma anche se consideriamo il nord Italia, non ne troviamo di zone al contempo altrettanto dense di industrie, di funzioni, di popolazione e così lontane. Quindi già solo questo cambierà. Poi vediamo in che senso. Nello stesso tempo però emerge un'altra delle questioni irrisolte della programmazione regionale e che sono i collegamenti verticali e quelli restano, nel senso che in qualche modo si completa l'asse orizzontale e si enfatizza la parte centrale e quindi sono state citate prima la statale del Santo, la Valsugana e in qualche modo anche l'asse della Feltrina a Treviso, tra Treviso e Feltre. Allora, terza questione, sempre collegata al tema infrastrutturale. Il tema dei pedaggi è stato ricordato prima. Non entro all'interno di questo se non nel dire, attenzione, è obiettivo diffuso e mi pare ormai sempre più anche condiviso a vari livelli che l'obiettivo sia massimizzare certamente per gli spostamenti locali anche brevi l'utilizzo dell'infrastruttura. E lì sarà importante trovare delle soluzioni, individuare quali sono i punti di equilibrio, ma come associazione di rappresentanza non possiamo che dire massimizzare gli elementi di vantaggio per gli spostamenti di imprese, professionisti, cittadini all'interno dell'area. E quindi agevolandolo anche con incentivi, cioè un sistema di tariffazione che aumenti l'utilizzo dell'infrastruttura. Seconda macro questione. Cosa succede, e qui penso di avvicinarmi un po' alle domande che sono state poste prima. Cosa succede nel momento in cui si banalizzano le distanze? I trasportisti usano questo termine per dire la distanza resta la stessa, ma il tempo di percorrenza diminuisce. Quanto? Si dimezza, all'interno del corridoio si dimezza e quindi diventa banale, la distanza diventa banale. Che implicazioni ha questa banalizzazione delle distanze? L'implicazione è che noi sappiamo, e lo vediamo anche nel momento in cui seguiamo le imprese nelle attività di gestione delle risorse umane, eccetera. Generalmente c'è un raggio di 20 minuti tra il luogo di residenza e il luogo di lavoro. Dopodiché giudici, professori universitari, manager si spostano ovviamente, però, ma generalmente le persone, ciascuno di noi, fatto una media, vive e lavora entro questo raggio qui. Allora, sempre pensando a una media della popolazione, visto che è un raggio temporale, se io in precedenza in 20 minuti mi sposto di 15 km, adesso mi sposto di 30. Poi possiamo discutere se va bene per l'ambiente, speriamo che una mobilità sia elettrica, quindi va bene per i consumi, speriamo che le tariffe si abbassino, ma la realtà è che un'impresa e un cittadino si trova a seconda di quello che preferirà, a avere o un mercato del lavoro più esteso o un mercato della residenza più ampio. E quindi questo è il secondo motivo per cui di fatto la pedemontana cambierà significativamente, perché cambierà la geografia del mercato del lavoro, ma avrà anche un altro effetto di portare a mettere in rete effettivamente quello che è il sistema policentrico. Perché, di nuovo, probabilmente, e su questo un pochino mi riaggancio anche a quel tema di sviluppo e di ruolo nello sviluppo, attenzione, in questa fase economica premia di più l'essere connessi, ok? Che l'essere titolari singolarmente di un pseudo dominio di qualsiasi cosa vogliamo.
Faccio una metafora, insomma, intendo dire. A me, come imprese, premia l'accesso a servizi di qualità, ok? Più che non avere servizi di bassa qualità ma sotto casa. Ecco, questo non è più sostenibile. Allora, il fatto di avere un territorio che si mette in rete ci consente a questo sistema di rendere accessibili una pluralità di elementi di eccellenza, siano centri di ricerca, siano Digital Innovation Hub, siano competence center, siano università, ok. E quindi premia la possibilità di essere connessi, ok, e porta ciascuno a riflettere su quali sono effettivamente gli elementi distintivi che può mettere in rete e quindi competere anche con altri. Terza e ultima macro considerazione è questo. Ovviamente è stato ricordato prima da chi mi ha preceduto, l'appetibilità, e su questo entro in un ambito di competenza propria specifica delle amministrazioni. Ogni casello è un'area ad alta appetibilità. Punto. Allora, questo lo sappiamo, è un elemento importante, questo lo posso dire, nel senso che è un elemento su cui come associazione ci siamo sempre impegnati. Si tratta di governare il territorio, questo è un corridoio a tutti gli effetti, ad altissima accessibilità, caselli ogni 5 km, e quindi il tema è, uno, decidere un qualche tipo di gerarchizzazione. È difficilissimo, però ci sono delle aree che naturalmente poste all'interconnessione con gli assi della Valsugana, della Valdastico, della Feltrina, saranno naturalmente punti di densificazione, e riuscire a gestire quelle che sono dinamiche di corridoio senza ragionare come corridoio diventa difficile. Ecco, quindi se non impossibile. Allora, rispetto a questo, e mi avvio a concludere, attenzione. Questa la dico a latere, attenzione, perché mi è capitato in alcune situazioni di osservare anche, come dire, uno spostamento verso l'esterno, verso le realtà, parti periferiche del territorio, di ancore significative. Allora attenzione che poi quando sposti le ancore dall'interno dei centri urbani all'esterno poi fai fatica a governare. Ecco, questa era una nota a latere che mi viene... Allora, concentrare in alcuni punti va bene, sì, va bene, nel senso che noi nasciamo da un modello in cui le infrastrutture seguivano, il Veneto è cresciuto moltissimo negli anni, c'era un'esigenza forte, quindi la parte di dispersione che noi abbiamo sul territorio è legata intrinsecamente al fatto che è una regione che è cresciuta molto, che è riuscita a passare in 50 anni dall'essere una regione da cui si emigrava a una regione che ha attratto popolazione ed è cresciuta. Ed è la realtà che è tuttora adesso. Anche se in un'importante fase di transizione, la ragione del perché il Veneto si presenta in questo modo è perché è riuscito a esprimere una forte dinamicità. Siccome questa parte di territorio, e vado a concludere, ha anche degli elementi di valore da un punto di vista paesaggistico, il modo in cui verrà governata l'area intorno al corridoio determinerà anche quelli che saranno i suoi prossimi 50 anni, 100 anni. Ultima battuta, quali saranno allora le importanti funzioni a cui si fa riferimento? Ma prima di tutto le funzioni sono quelle che ci sono già, cioè potrà venire a viverci più gente? Sì, ma generalmente il driver primo per la residenza è il fatto che ci sia uno posto di lavoro entro un certo raggio. Quindi potenzialmente
Se quest'area qui sarà appetibile, lo sarà per caratteristiche sue e nella misura in cui il territorio che gli sta attorno è attrattivo da un punto di vista occupazionale. E quindi non si riesce a scindere i due elementi. E quindi prima di tutto le importanti funzioni che avrà saranno il risultato di questa interazione con il resto del territorio. E questa interazione qui è data da una banalizzazione delle distanze. Ecco, io mi fermo qui e vi ringrazio. Molto bene, visto che sono più o meno le 20 già passate, considerando che siamo in diretta e che quindi siete tutti collegati da remoto, quindi non potete fare domande, sto scherzando. Allora, se apriamo la discussione non la finiamo più. Siete tutte persone ovviamente che possono dare il vostro contributo, ce ne rendiamo conto. Non sarà ovviamente l'ultimo incontro, no? Ne faremo altri in altri luoghi, perché siamo partiti da Braganza e perché a Braganza è stato aperto il primo casello. Punto, solo per quello, no? Allora, nel ringraziarvi tutti, vi dico che i 3 relatori sono a disposizione. Lo sono sempre stato, sono ovviamente venuti qui con grande entusiasmo e credono che su questo tema ci si possa lavorare molto, no? Ancora. Ecco. L'altro aspetto, permettetemi di ringraziare Federica Lago che mi ha aiutato, il presidente di Pedemontana, Nicola Scazzola, Ilaria che è qui in rappresentanza e il Comune di Braganza, il sindaco, chi ci ha ospitato. Bene, Emanuele Catelan, già presidente dei commercianti del mandamento di Thiene, con il suo applauso ha detto che è finita. Vi ringrazio. Sotto c'è un rinfresco, apriremo una bottiglia di Vespaiolo nella DOC di Braganza, tutti insieme faremo una foto e poi mangeremo qualcosa qui sotto. Vi assicuro che fuori fa molto caldo. Bene.